Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano per una micropillola. Oggi parleremo di valutare alcune persone, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi consiglia il libro di Hildegard Introduzione alla magia radionica, costa 13 euro, lo si può comprare nei migliori ebook store online, Macro Libras, Mondadori, Amazon, il Giardino dei Libri, librerie universitarie, Fertinelli e quant'altro. 89 pagine, 13 euro, edito dalla Home Edizioni. Bene, detto questo, vi ricordo anche che abbiamo un sito fra i più gettonati in Italia, il sito è ilcapitano.altervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, ci sono 20 ebook da scaricare gratuitamente in cui si parla di radionica, radiestesia, chiaramente ne hanno già scaricati 150.000 e praticamente il Marietto ha donato all'umanità a 2 milioni di circuiti radianici quadranti radiestesici. Quindi praticamente in tutte le salse, in tutte le case, in tutti i computer è arrivato il circuito del Marietto veneziano e i quadranti radiestesici. Bene, parliamo un po' adesso. Ah, e vi ricordo che nel sito capitano.attivista.org avete anche una sezione shop a pagamento ideata da Ildegard Marietto Veneziano dove potete acquistare i nostri prodotti professionali di alta magia operativa. Bene, detto questo, vi ricordo anche che abbiamo su Face un bellissimo gruppo Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, creato da Hildegard Marietto Veneziano. Abbiamo più di 1300 iscritti dove periodicamente facciamo anche delle sibille interattive gratuite. Se invece volete delle sibille private a 20 euro 45 minuti, il numero è qui sopra, potete contattarmi tramite Telegram. Bene, parliamo un po' di quando si incontrano delle persone e un aiuto che ci può dare la radionica, la radiestesia per vedere se sono persone che hanno delle attitudini o delle qualità che possono servire a farci crescere a livello spirituale oppure che non ci danneggiano perché capita spesso che magari sapete, no? Sono lupi travestiti da agnelli e molto spesso si incontrano le persone che all'inizio vengono con il cavallo e poi si scopre che è un cavallo di quella cosa là di Troia. Non l'ho detto, nel senso che magari sono dei birichini. E ultimamente il vostro marietto veneziano ha promosso un quadrante radiostesico che mi è stato mandato dall'amicizia, no, vedete, e poi il vostro marietto, questo qua, lo ha potenziato facendo in modo che sia sempre pulito a livello eterico e mettendo l'OM. Comunque il lavoro non è di questo quadrante radiestesico, non è il mio, e mi è stato dato e non so chi l'ha fatto, comunque chi l'ha fatto è stata una grandissima persona che sicuramente l'ha divulgato all'umanità e questo fa piacere perché così aiuta a, in un certo senso, far conoscere sempre di più le potenzialità dei quadranti radiostesici. Quindi vediamo un po' come potremmo utilizzare questo quadrante. Vedete, qui abbiamo una situazione favorevole, nel senso che positiva, nel senso che noi possiamo chiedere con questo circuito col sì e col no se la persona, ad esempio, può in un certo senso essere positiva o negativa per noi. Quindi mettiamo nel centro il nome o il testimone della persona, prendiamo il pendolino e chiediamo se questa persona è positiva per noi. E a questo punto vedete il pendolino, no? Ipotizziamo che noi abbiamo messo il testimone, ci dice di sì. Questo quadrante radiostatistico però ha anche una sezione per calcolare i bovis di questa persona. Allora, voi come avete già, come si suol dire, visto sicuramente delle altre pillole vostro magnete veneziano, dice che fino a 6.000 bovis, una persona da 1.000 a 6.000 bovis è ammalata o non sta bene. Da 6.000 ai 9.000, 10.000 è una persona che nella media sta bene, dai 10.000 in avanti è una persona super spirituale, no? Quindi ipotizziamo che noi abbiamo una nostra persona e noi sappiamo ad esempio che siamo già sui 9.000 bovis e guardiamo quanto è questa persona qua. Questa persona qua vediamo che ci dice che è sui 7.000 bovis. Allora,
Questo è un esempio, chiaramente. Allora cosa dobbiamo capire? Dobbiamo capire che noi abbiamo un range di Bovis, possiamo scendere fino a un certo punto e salire fino a un certo punto. Per crearsi dei Bovis di una vita, 150 Bovis ci si mette una vita per andare su, invece per scendere si fa in frettissimo. Se noi siamo sugli 8-9 mila Bovis e quella persona è sui 7.000, va benissimo, vuol dire che è una persona con cui noi sicuramente potremo costruire, camminare insieme e fare qualcosa di buono. Se invece è sotto, però avevamo già chiesto se andava bene per noi così su e col no, e quindi siamo già sicuri che molto probabilmente è vicino ai nostri bovis. Però con i bovis siamo ancora più sicuri. Questo vale per le persone, ma può valere anche per i posti fisici. Ci sono dei posti fisici tipo una casa, tipo una macchina, tipo non so, una mazza da golf, c'è un esempio, o non so, un cellulare che potrebbe essere, ad esempio, che non va di bene anche perché ha i Bovis negativi. Questo circuito qui ha anche la possibilità di valutare i Bovis negativi, vedete? Quindi, questo quadrante, scusate, non è il circuito, quadrante radici. Quindi con questo quadrante noi possiamo valutare in modo autonomo se una persona o un oggetto va bene per noi o meno. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale di Garama di Veneziano e ci vediamo alla prossima pillola.